Per la preparazione di 1 chilo di pastine reali ci vuole la farina, lo strutto, lo zucchero, le uova, il limone, le mandorle e il lievito. E stiamo preparando la sfoglia per le pastine reali. Mettiamo un po' di farina, un po' di strutto, un pizzico di sale, poco, così, e un po' d'acqua. Ecco, una volta che si è impastata un po', insomma una certa consistenza, adesso lo faccio nella macchina, appunto più grosso diremo, e la lavoro così. Raggiunta questa consistenza cambiamo lo spessore. Ancora grossa. Adesso finito la preparazione del rivestimento dei cestini, delle formine, adesso prepariamo l'impasto per il ripieno. Adesso stiamo preparando il ripieno. Ecco, dopo aver preparato il ripieno, riempiamo le formine, pronti a metterle nel forno. Dopo aver riempito le formine le mettiamo in forno a 150 gradi. Per la decorazione dei cestinetti bisogna mettere il bianco d'uovo, il succo di limone e lo zucchero vero. Decoriamo con la glassa e mettiamo le palline colorate. Poi le mettiamo in forno di nuovo per asciugarli a 50 gradi. Questo è il risultato.